Credo che non si sia proprio compreso l'importanza per un territorio come questo delle Olimpiadi. Quelle del 56 sono evocate ancora ad oggi e ancora oggi siamo famosi, Cortina è famosa nel mondo per quelle Olimpiadi, è uno dei marchi più riconosciuto al mondo. Credo che invece si debba essere pro territorio. Il senatore Luca De Carlo sceglie la platea di Dolomiti Oreca a Longarone per lanciare i suoi strali contro coloro i quali, e sono tanti nel bellunese, sembrano affetti dalla sindrome di Tafazzi, cioè di chi continua a mantenere un comportamento convintamente autolesionistico nei confronti dei prossimi giochi olimpici e paralimpici 2026, traendone pure gratificazione. Non possiamo pensare di vivere le Olimpiadi solo dividendoci sul sì o no della pista di bob. Noi credo che lasciamo una legacy di 1,7 miliardi tra opere, sia opere per fare le Olimpiadi ma anche opere che rimarranno sulle strade. Credo che ci si debba concentrare su questo perché tanti privati oggi guardano a questo territorio con occhi diversi. Il countdown olimpico segna 122 giorni al via dei giochi, la corsa è frenetica, i calendari delle gare di bob pressoché definiti. In Scozia dal 7 all'11 ottobre atlete e atleti di curling si affronteranno nelle prequalificazioni olimpiche. A meno di 4 mesi dall'irripetibile bis dei 5 cerchi, la terra bellunese dovrebbe cantare all'unisono, afferma De Carlo, e non ci possono essere distinguo neppure sul fronte politico. Io credo che ci meritiamo molto di più che strumentalizzazioni su temi così. Il senatore De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, richiama i bellunesi, certo, ma soprattutto i loro rappresentanti in tutti gli enti istituzionali, in primo luogo i sindaci, la cui assenza quasi totale a Longarone Fiere si è fatta sentire, pur con i timori che si avvertono proprio sul futuro dell'hub fieristico. Non tutti remiamo nella stessa direzione, la riteniamo necessaria, la riteniamo un hub così importante per le Olimpiadi, tanto da far partire da qui tutta la logistica? Sì. Perché non possiamo pensare che la legacy sia proprio quella di avere un punto di riferimento, specialmente in un anno nei quali questa fiera Oreca aumenta del 20% i propri espositori. Io credo che ci sia fame di Belluno nel mondo e anche in Italia in questo momento. Credo che dobbiamo essere bravi noi anche sotto questo aspetto a riuscire a tenere qui le risorse, ad avere una grande visibilità e a capire che questo ci serve per costruire il dopo Olimpiadi.